Siamo in diretta, aspetta, però non mi diciamo agli spettatori, non mi dici niente. Okay. O chi viene vicino a me? Vengo. Voglio dire sì, riusciamo a vedere, aggiorniamo. Sì, ecco qua. Sono? Se spettatore 50 mi piace bello sto. Però stiamo aspettando, un attimo solo ragazzi, perché comunque oh no, da chi sta? non riusciamo a capire. Che? No, questi lo scali. La verità. In genere, fatti tu la pagina di 270.000 e poi mi fai sapere. In genere, comunque sono voluti 3 anni. Ve lo so. Perché ne ha la cioè, Camere comunque ci sono voluti 3 anni per farsi una pagina così. Non è che da un giorno all'altro, no. Allora, comunque ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa diretta. E niente, voglio un attimo solo perché sto cercando di capire, come sempre, perché qua passo YouTube non ci capisci mai niente. Non ci capisci mai niente. Ho voluto fare questa diretta per, non so, voglio parlarne poco, per... lo so, ragazzi, allora, non riesco a leggere tutti i commenti perché vanno troppo veloci. C'è anche Saretta con te, dice Angela. Sì, sta qua con me, allora, siamo a 160, 163. Se mi vedete ciao, eccola qua. Ricordo che non è così. Questa va invece sì. Allora, voglio niente, siamo qua, abbiamo finito di girare la parodia di Raffaele. Spiega un po' la parodia di Raffaele. Allora ragazzi, in pratica abbiamo fatto le riprese. Stavo un sacco di tempo. Allora, abbiamo fatto le riprese nella villa di Nunez con il capito niente comunque. Abbiamo fatto. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? E questo è il nostro manager. Allora, questo non faccio video. Allora ragazzi, voglio far vedere una cosa, no? Voglio far vedere una cosa. Dato che non riesco a leggere tutti i commenti, quindi perché vanno veloci, voglio dire, se riesco a fare un attimo la condivisione di schermi in modo che vedete che io... Ecco qua ragazzi, allora, praticamente ora vedete quello che sto vedendo io, quindi la diretta e la chat. Guardate che vedete, va veloce, prende che leggono, per sono finate. Praticamente possiamo fare così. C'è questo tasto, come vedete qua, che si chiama Super Chat. Ci cliccate sopra. E cosa serve questo tasto? Serve per far vedere il vostro messaggio più in alto di tutti. Quindi ad esempio, se volete ricevere una cosa, se volete fare qualche domanda e volete essere sicuri che io la leggo, e quindi che vi posso rispondere, in mezzo a tanti altri, voi potete fare così. Cliccate su invia un messaggio Super Chat e potete... Capo, cazzo si paga €1, €2, pure 500 euro, si volete, ma pure 500 euro, ma ne cosa vuoi? Però comunque, sempre con €1 potete inviare un messaggio in chat e questo messaggio verrà messo in alto a tutto, diciamo, viene fisso in alto, comunque si vede con un colore e quindi è più visibile e automaticamente verrà letto da me. Perché comunque a leggere proprio tutti i messaggi non ce la faccio, lo leggo comunque chi là che mi capita innanzi, però non tutti quanti. Quindi se magari volete fare qualche domanda e volete che faccia rispondere, fate questa cosa qua, facete acquista e invia, €1, poi giù un messaggio questo è al finale la stronzata. Un attimo solo, perché mi sto scemendo. Allora, ecco qua, siamo tornati qua e mettiamo una voto. Ah, facci i cazzi, ecco. Allora, Caroli di Steam, siete grandi, mi saluti, ciao Legend of Clash. Fa veloce, oggi non riesco a vedere. Dammene per piacere, mi saluti, se mi vedete di prego. Grazie a Andinolfi. Andinolfi si chiama. E oggi tutti quanti mi saluti, ovviamente non riesco a leggere. Ciao Mario 22. Che hai mangiato? Dice Carlo. Che hai mangiato? Niente ancora, una pizzetta. No, mo stasera ancora niente. Siamo andati alla Parigina. Allora, ragazzi, per chi non l'ha vista, è uscita la parodia. È uscita la parodia sul canale. Ora vi faccio vedere.
allora, un attimo solo, se inciappate. Sto andando. È uscita la parodia sul canale, che è questa, per chi non l'ha visto, per chi non ci è arrivata la notifica, perché comunque YouTube tiene sempre il corno. C'è comunque questa parodia sul canale che è uscita, che è la parodia di Rovazzi, Volare, e non vi regali tutto quanto, qualcuno sicuramente è sfuggito questa cosa, quindi perché avevo Varea, scrive Volare, parodia Rovazzi e tutte cose, e stava a Varea. E torniamo in linea diretta e guardate di a facci cazza mia. Eccola qua. Allora, l'ho vista la parodia dei complimenti, grazie Carlo. Già l'ho vista pure Miss De Luca, già l'ha vista. Ciao, mi chiamo Giuseppe, ciao Giuseppe. Fa una specie di Carmine risponde, sì, The Dark Raven, è buono. Allora, aspetta, ho visto un commento, voglio un attimo solo. Allora, sta uno che ti hanno fatto la parodia, ti prego, vedi l'ambiente, chiama, facci questo rap, parodia, e quello che gli hanno detto un sacco di parole, gli scrivi nei commenti, scrivi non fa niente. No, Antonio, non ho capito niente. Qualcuno ti ha fatto la parodia sulla canzone Facci Ah, vabbè, poi dopo vedo. Comunque, allora, ha detto uno di voi, facciamo la cosa Carmine risponde, eccetera. Lo possiamo fare, però lo posso dire che non leggo tutti i commenti perché non ce la faccio. Quindi, da questo momento in poi cominciate a fare le domande e io vi rispondo. E scusatemi se non leggo qualche commento comunque. Quando ne siamo? 161. Sempre meglio Facebook per diretto, sempre. Allora, sto aspettando le domande, voglio che non vedo ancora. Ma Raffaele la parodia non l'ha fatta, dice Damiano. Sì, l'ha fatta e lunedì sarà su YouTube. Camine, quanti anni hai? Dice Jen Baltour. Ho 22 anni. Giancarlo dice, ma tu sei gay? Ovviamente no. Solo perché mi tapa tu come sono gay. Fai altri di rap, dice Anna. Sì, li farò. Colore preferito? Blu, giallo, rosso, il luogo di tutti quanti. Cosa usi per registrare? Per registrare è a pagamento? No, non ci capito. Nicola Gallo dice cosa usi per registrare? È a pagamento? Poi la telecamera, ma ha giocato ovviamente, ma non so che un po' dice Nicola, a pagamento. Comunque la telecamera è per montare i video, uso Premiere Pro. Leggiamo altri commenti. Sara, la tua fidanzata? Sì, dice Flor Romillo. Che calciatore preferisci del Napoli? Dice Forza Napoli. Voglio dire la verità, non si conosce un po' calcio, quindi il tuo cibo preferito, tanti cose, voglio dire, ma la cioccolata, vai, perché come sembra un cibo. È sempre un cibo. La parodia è bellissima, grazie Anna. Mato Carmine, a quello gli hanno detto un sacco di parole, ti prego scrivi perché mi fa pietà, ti prego. E volesse vedere, non lo so, lo provo a vedere stesso in diretta sta cosa, però come devo scrivere? Scusate, come devo... Ah, questo qua praticamente è fatto una cosa... Voglio fare una parodia matrice. Adesso una parodia in culo. Magnifico. Ah, poi ha cantato la canzone, oggi al finale, va bene, comunque, leggiamo altri commenti. Sara, dove abiti? Lo so che abita a Giugiano, a che parte? Purtroppo Emanuela non può dirti tutto, se no ti devo uno codice fiscale. Vedete l'ultimo vlog dove sono... Cosa ne pensi della finale di domani sera? E chi secondo te vincerà? Sai che c'è sta Real Madrid Juve, Juve Real Madrid, una cosa del genere. Secondo me vincerà Madrid. Qual è il tuo video preferito? L'ultimo che ho fatto, oggi mi piace assai, la parodia, è stato l'ultimo che ho fatto. Allora, hai intenzione di continuare in futuro a fare video su YouTube? Voglio, dice Gaia della Rossa. Gaia, bella domanda, non lo so, dipende, perché come già sapete YouTube è diventato un lavoro, quindi se il lavoro poi comincia a non andare bene, ovviamente già cambia con maniera. Questa è la cosa al finale. Però comunque continuerò perché io sto facendo, quindi. Frate Morosi, vi saluti come Andrianola, ciao Andrianola. C'è se buchine, zoccolo, puttane, e vabbè, sembra tutto rap, legend. Quale animale preferisci? Ascigno, voglio Ascigno mi piace.
Ciò mi ci assare. Come ti è venuta l'idea di fare video su YouTube? Dici di Dark Raven? L'idea di fare video su YouTube, mi è sempre piaciuto di fare video, l'ho spiegato in tantissimi video. Che tipo di film ti piacciono? D'azione, fantascienza, comunque trovo tutto quanto. Vedi, per qualche domanda più i film, i cibi, capi? Che già fa? Ti piace il sushi? Ah, sempre no, mi piace il sushi. Qual è il tuo YouTube preferito? Poi ce ne stanno un sacco, perché ce ne stanno parecchi, non paro. Poi sta Cane Secco, Yotobi e tanti altri. Sarete, Piccola russa. Allora, un attimo solo, voglio. Farai un altro scherzo alla russa? Ma non posso dire, stai sanando. Cammina, hai mai fumato? Non vado sulla sigaretta. Guarda la porta, no? Sta il riflesso dello schermo. E sta tardi. Mi vede, ma io dentro. Non dico se è vero. Quali canzoni ti piacciono? Tommy Riccio. Italiane, napoletane. Lo sai, ho incontrato, ma Cammina e Ciruzzo, qual è la tua stagione preferita? Aspetta, qual è la tua stagione preferita? In che senso? La stagione, dice, a livelli di stagione, inverno e cosa? Perché potevamo intendere. No, è la stagione di un film, non so. Se lo dicevo. No, che ne è sa? autunno, solo che noi che parecchi. No, vabbè, mi piace comunque l'estate perché mi piace Guarda l'estate. che fatti una madre. Mamma, per cui che va l'estate vuol dire mare. Allora, E se preferite ragazzi, l'estate? io ricordo sempre, date che magari qualcuno non sto rispondendo, non sto salutando, è sempre perché non riesco a leggere tutti i commenti. Ragazzi, Quindi, allora andate. fu cesso, spieghi. Allora, mo mi vedete da me che so, c'è una diretta, no? Qua? E c'è questa S qua che vuol dire super chat, è una super chat. Ci cliccate sopra, potete inviare un messaggio. Quando inviate questo messaggio, praticamente ad esempio che ne sai, Neur, il colore è blu, allora quando inviate questo messaggio con questo euro, praticamente vi esce il vostro messaggio blu, è più facile che io lo vedo e quindi sicuramente vi posso rispondere. Però comunque in mezzo a tanti messaggi non mi riuscite niente se non riesco a rispondere a tutti quanti, questa è la cosa. Ma mi è volta sempre la faccia mia perché è più bella. Allora, fare attività in segreto? Vero go, non lo so, mo vedo, però credo di sì. Nei video con la suocera tua, con i gratta e vinci, voglio sono frutti di soldi per i gratta e vinci, ma cazzate tu. Ti piace più il mare o la piscina? Perché è morta mia? A te che ti piace? E stiamo di tutte cose che non so. A me la piscina, la sabbia un guaglio. Se mai venuto a Pompei, sì. Viene ancora nella villa. Ho incontrato la Fero Paz, Emanuela. Era uno dei guaglioni che stava oggi. Quando abbiamo registrato la venuti. Qual è la parolaccia che usi di più? Ma fanculo. Io spaccino pure dico, voglio, perché comunque. Spesso i paventi. Sai, mi vedo un bicchiere d'acqua, per favore. Un bicchiere d'acqua. Sei un comico proprio. Voi neanche. Per questo poi. No, aspetta. Montagna o campeggio? Varcatura, voglio. È più bello se hai più sede. Siamo andati allo stadio San Paolo, no? Non so mai venuto matti, però secondo me è bello come cosa, non so mai venuto. Perché proprio non sei quasi un calcio. Te la preso una vacanza in Germania? Tutti i piani. Guardate, che mi rimangono le sigarette, qualcuno mi aveva domandato se fumavo. Questa è la vendesima stamattina. Allora, se mi è venuta a Torre Annunziata, io abito a Torre... Sì, sono venuto a Torre Annunziata. Dice Gianluigi, la conversazione horror la continuerai? Gianluigi, praticamente ho visto che non tutti ci piacciono queste cose, allora cerco di fare comunque video che piacciono un po' a tutti quelli là che sono iscritti al canale, perché comunque se faccio video che piacciono solo a poche persone mi pare brutto che la roba a chi di là che sia la cosa finale. Quindi perciò ho interrotto questa cosa, perché ho visto che non mi piace più di tanto. Allora, purtroppo non riesco a leggerti i messaggi, non mi dici niente.
Ma una segnalire. Allora, avevo detto se fumavi perché ti seguo da poco, ho iniziato proprio adesso a guardare la diretta, capito? Ah, il rete videogame, sì, ho capito. No, pensavo che già mi conoscevi e quindi sapevi che ero trovato e fumavo sempre. Allora. Carmine, quando fai il terzo episodio della chat della malattia? No, ho già spiegato, però vedo che non piace a tutti questa cosa della chat horror, quindi non appassiona a tutti. E per questo ho interrotto un po', poi magari la riprendo, non lo so. Carmine, ma sei alto 1,90 m? Sì, purtroppo, sì, per lungo. Carmine, farà un incontro a Casa Luce? Non lo so, voglio questo fa tutto parte. Però ovviamente se non mettiamo la uguale su lei. Mi piace il bicchiere d'acqua. Voglio guardate che mi piace il bicchiere d'acqua. Te ne penti del nuovo tatuaggio? Già. No, Era un culo. no. Sara, tu te ne penti? Stai scritto pure Sara. No. Sara nemmeno se ne Sono pente. innamorata. Allora, leggiamo, fammi vedere poco. Carmine, quando vieni fuori da Ciao Pizza, voglio io ne so, certi domande, che ne so quando venga, e voglio la gente comunque mi hanno chiamato per un evento, per un qualcosa. Allora ragazzi, ci sta il numero. State zitti, Sara quanti anni ha? Mamma mia. Sara 19 anni. Mamma mia. Quando ho creato il canale, ho creato il Muscot, quindi controllo un coppo tatuaggio, oggi quando l'ho creato. L'ho creato il 17/7/2014. Carmine, puoi dire per quando ti vogliono, quando sei richiesto? A parte la tua carriera su YouTube, è un altro lavoro? No, questo è il mio lavoro proprio effettivo. YouTube e ovviamente faccio spettacoli, feste per le comunioni, matrimoni, tutte queste cose qua. Stai Se farai un video, continuare a fare video, come? Metto a fare video insieme a me. Allora. Posso interrompere? Ragazzi, allora, se volete Carolina per gli eventi, trovate il numero della pagina, quindi non dite vieni qua, vieni là, se volete ci sta il numero per le informazioni e noi vi diremo tutte le informazioni. Ma lo scrivo qua il numero. No, sai perché allora, no, se tu non ce lo fai fa, giustamente lo fai uno che fa. Vabbè, non porti più la casa abbandonata, dice Super Mario. Diciamo che io volevo fare questa cosa perché mi piaceva assai. Però dovevamo visitare un carcere abbandonato che era troppo lontano, tipo un'ora e mezza di macchina, e affonnicavamo là e poi dopo non si poteva entrare. Quindi poi dopo il fatto della denuncia io ho detto è meglio che la funesci, perché sennò quasi mai chiappi di spirito, mai chiappi di cuore. E che così non l'avevo riconosciuto, ragazzi. Checco, voglio Checco Caruso si è fatto il Caruso. Allora ragazzi, se senza cappello sono sempre io, non sei quello con grande. Allora 331 28 43 199. Ti ho scritto il numero nella chat, magari qualcuno vuoi poi chiama qualche festa, qualche spettacolo, qualche sorpresa, qualsiasi cosa. No, non parlate. Se andate sulla super chat per rendere visibile il vostro commento, andate nella super chat. Cambio, fare uno scherzo telefonico a Raffaele Pazza. Sta venendo qua. Mo viene, raga. Sta venendo, diciamo, fai scherzo telefonico a Raffaele. Che ci inventiamo? A proposito, Aspetta, che ci vogliamo inventare? Non riguardi il caso all'interrogazione del Coppa Coppa che cosa? Non riguardi il caso, non lo so. Che cosa? Non riguardi il caso, stanno ascoltando. No, qualcosa che da fare. Lui, in motion production dice Raffaele, motion production sono diversi file come sono. Diciamo Ma che dai merda su? No, aspetta, ragazzi, stiamo pensando una poco che ci potremmo che scherzo ci potremmo fare. Proponete che scherzo possiamo fare a Raffaele, vediamo. Allora, Andrea Buono dice we cheese, ha scritto che ho dato domanda e non ha legge. Allora Andrea Buono. Io sono buono. Allora, tu volevi dire una cosa che già hai 3 volte, forse non l'hai visto, forse non sei entrato in diretta, però se hai scritto 10 volte e non l'hai letto. Io ho ripetuto prima che io non riesco a leggere tutti i messaggi purtroppo, però c'è una possibilità, c'è una cosa che potete fare. Se vedete giù alla chat c'è una S di soldi,
Praticamente inviando €1 potete inviare un messaggio con una scritta blu Kajabi sicuramente e si fermerà nella chat. Più Quindi io soldi mettete, la vedo sicuramente. Questa è la più cosa. soldi mettete, più Quindi se fate questa cosa io vi posso rispondere e vedo messaggi, però sì, vedono un sacco di burdelle, non riesco a leggere, questa è la cosa. Comunque, mo facciamo lo scherzo a Raffaele Pazzi, vero? Stiamo pensando che scherzo ci dobbiamo fare. Consigliatemi uno scherzo da fare a Raffaele Pazzi, voglio. Lo faccio in diretta. Comunque, più soldi mettete nella super chat, più il vostro... Ah, Andrea Buono, viene sei un grande, sto senza soldi. grande, raga. Troppo. Digli che vuoi chiudere il canale, no, ragazzi. Perché sanno rubato canale di YouTube mi? Ora c'è una nota. Oh, qualcosa che riguarda Is, c'è da bruciare Is. Aspetta, Quanto consigliarlo? dice Raffaele che per i copyright non si carica il video. No, già l'ho caricato il video, voglio. Fate finta che hanno Che cancellate le parodie di Fabio Rovazzi. Ora c'è una parodia, Raffaele, perché non si più? No, chi la a controllare? Ma controllare, ma fai qualcosa che... Anzi, chissà perché ha mit... Raffaele, c'è un'altra parodia per parlare con la vuoi che faccio? No, però comunque si chiama tu stesso, no? Sta sulle tendenti. Aspetta, faccio lo stesso che gli dici che il suo canale è stato bloccato. No, dopo va a controllare, vai giù, tenuto No, io sono andato a fare qualcosa... Ne rendo comunque sto facendo... Raffaele, una chiacchierata avanti. Raffaele, c'è una chiacchierata avanti. No, aspetta, qualcosa... Una chiacchierata pagina uguale, non è vero. Maronna mia. Allora ragazzi, Dice Nelly, digli che per si fare della sua parodia, purtroppo non lo, ce l'ha già girata la parodia, vai giù, ce l'ha già un altro ragazzo, quindi non neanche cosa. Come posso fare? Raffaele, abbiamo pensato io e Kik e Saro fatto il spettacolo, ma penso che pure noi solo dove potremmo fare. No. Digli che è litigato con Ciruzza e vabbè. Voglio qualcosa ad essere qualcosa. Qualcosa quello a Luca. Qualcosa che deve bruciare a lui, ragazzi. C'è qualcosa che ha da ricevere, ma sta ingazzata. Dice Domenica, digli che ha perso gli occhiali. Che andiamo a fare a fila? Poi come se senza lui. Mentre se cammina ora foto. dite che hanno messo le sue foto sui social. Mentre lo vedete sulla Domitiana a fare Sulla Domitiana, non la Domitiana. Domitiana. Mi fa una bella serata a Cassino. Come Andrea Buono, vedi nella pagina c'è il numero, non ci stanno problemi. Contatti e dici che non faccio più parodie con te, dici che ti hanno rubato l'account, non è stata più la parodia, dici che vogliono bloccargli il canale, è stato minacciato per la sua parodia. Voglio sto leggendo proprio tutte cose, fa finta che è andato sotto la macchina e voglio tengo prima la macchina, posso accompagnare io, posso accompagnare con lo soccorso. Oppure vuoi caisse su te. Dici che YouTube ha bloccato i soldi, non lo posso fare perché non sto in canale suo, quindi Tu sei stato benissimo amministratore della pagina di Raffaele. che fai prima? Nascondi pagina e non Se lo fa perché nascondi la visibilità pagina che ti nascondi e poi no, non mai stato amministratore di Raffaele, magari c'è un po' la pagina. No, ma che sei uno scherzo, proprio fa video che tu qua, questo è proprio scherzava, fa video. Dici che YouTube devi cancellare il canale. Guarda, purtroppo non so. Allora, ragazzi, non chiamate in diretta, il numero non è di Carmine, è di Raffaele. Però rispondi, chi è? No, su WhatsApp. Ah. Guarda, purtroppo non so che scherzo c'è già fa.
Hai fatto l'incidente, vai giù e capì? Infatti che guardi un sanasciato. No, è assolutamente. Raro. Dice Fulmine, mettici i suoi video in privato, si nella password di Raffaele. Un pozzo fa, però comunque lui, quando entra nel suo canale, cioè vede, li vede sempre i video, vede che sono messi tutti in privata. Allora, digli che qualche altro si finge lui sui social e si fa mandare foto per soldi. Cioè soldi per foto per soldi. Dice che volevo tu cosa ha messo. Non vai mai a che feste niente. Digli che stanno minacciando. E voglio, non lo so. Digli che è uno stalker. Voglio però adesso qualcosa più... Ci spieghi perché è entrato adesso, per favore? Allora sì, ragazzi, praticamente stiamo organizzando uno scherzo a Raffaele Paz. Lo devo chiamare e gli devo fare uno scherzo, però non so che scherzo c'ha già fa, non lo so, e quindi ci stiamo poco pensando. Chiama con lo sconosciuto e fai finta di essere la polizia che è stata denunciata per la parodia e voglio che la parodia ancora da pubblicare. Dico che non può più collaborare con lui perché lui ti ruba gli iscritti con le sue parodie. Credo che sarà giocando. No, non è niente visto. No. No. Dici che la fidanzata gli ha messo le corna. Decidi in fretta. Lo so, ci voglio però che mi ho contattato su WhatsApp. Allora, Master, non sono io su WhatsApp, il numero è suo e quindi contattate lui che pigliate chiamate queste cose. Ditegli che la gente minaccia perché non dovete fare più video. Digli che ha chiamato la polizia e ha detto che dobbiamo cancellare il canale. Ma io qualcosa di più credibile. Dire fidanzata in macchina con un'altra. Digli che YouTube è il loro canale per contenuti espliciti. Aspetta, con l'app prank. Facciamo fare con l'app prank? No, è con WhatsApp usavo già. Usavo? E se uscito qualcosa di nuovo? Non so. Io WhatsApp oppure la mania. Un attimo solo, come si scrive? WhatsApp. Cacco. G. Ah. WhatsApp. Oppure c'è Un attimo solo, c'è un'applicazione che si chiama WhatsApp. Oppure ci fatti una telecamera. Ci sono fatti WhatsApp, praticamente fa un scritto telefonico da solo. Che cazzo come cosa? Prima si va però. Ma vediamo un po', voglio un attimo solo. Numero sconosciuto. Allora, provalo. È uno scherzo gratis, scherzo consigliato perché chiami la mia ragazza. No, questo è brutto cambio, non l'hanno fatto a me. La multa per eccesso di velocità. No, ecco. Faccio le ha tambonato. Però prima pure l'Atica ci sta. Ci sta più credibile, lei ha tambonato. Suo figlio manda la chiusura dei social network, per ogni pubblica dicendo che provvedeva a chiudere tutti i suoi social network per attività sospette. Mamma mia, giù. Allora, gli faremo uno scherzo. Si può ascoltare? Sì. Come si ascolta? È brutto. Hai fatto. Questo qua è? No, esempi, guarda, scusa, no? Vai. Fai esempi. I suoi esempi. Tu fai sentire proprio scherzo, è brutto. Un attimo solo, è ragazzi. È più credibile della macchina. O eccesso di velocità. Sentono. Un attimo solo, vediamo se gli possiamo fare questo qua. Ora lo sentiamo in anteprima. Pronto? Pronto, sì?
E salve, la chiamo da Digital Security Network, siamo un'azienda di auditing di sicurezza telematica e la chiamiamo perché abbiamo rilevato attività sospette nei suoi social network. Mi potrebbe dedicare qualche minuto? Certo, sì, mi dica, ma cosa si riferisce con attività sospette? Molto gentile, grazie. Sì, le spiego. In uno dei nostri monitoraggi via internet abbiamo rilevato che dagli indirizzi IP di uno dei suoi dispositivi, cioè dal suo cellulare o dal suo computer, lei sta entrando in social network di terze persone. È al corrente di questo fatto? No, per carità, io entro solo a volte nel mio Facebook. Non mi piace. Più credibile. La truffa internet. La truffa internet, crei? Aspetta, un attimo solo, ci stiamo sentendo pochi messaggi. Ciao, senti, sono la persona che ha comprato il cellulare su eBay. Il cellulare? No, guarda. Vedi la macchina, vedi un attimo. Un piccolo incidente. Vediamo un po'. È pronto? Sì, chi parla? Sì, sono Alessandra Ginestri, non ci conosciamo, ma vede, insomma, mentre parcheggiavo ho avuto un piccolo incidente con la sua macchina. Avrebbe un minuto, per favore? No, questa no. Telefonata della TV. No, ho visto giusto la offerta che avevo. Sì. Grazie per esserti abbonato. No, rumori nel suo appartamento, no. Come va con la riparazione del cellulare? No. Non sei in voce, sono tipo a scuola, infermieri, giornali. Regalo della banca, Regalo della banca, vai giù un attimo solo prima. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono la direttrice commerciale della banca e la chiamo. Una proposta decente per cambio per relazione di assicurazione. È pronto? Pronto? Salve, la chiamo dall'assicurazione della sua macchina per ratificare una relazione di incidente stradale che ha inviato un'altra assicurazione e in cui è coinvolta la sua macchina. Mi può dedicare qualche minuto, per favore? Sì, certo, ma una relazione di incidente? Di cosa si tratta? Sì, ora meglio. Guardi, le spiego, è una relazione di incidente per un colpo che la sua macchina ha dato a un'altra mentre era parcheggiata. E ci legano delle fotografie in cui si vede la sua auto. Allora ragazzi, praticamente in questi giorni Raffaele ha incapato a uno e quindi questa telefonata dice proprio questa cosa qua, dice che comunque c'è stata una segnalazione che l'ha incapata a uno. Quindi la relazione dell'assicurazione, magari sarà scritto la relazione la relazione dell'assicurazione numero di Raffaele. Lo possiamo dire comunque. Vai. Lo facevano vuoi. La pista lì. Ma che ha parlato tanti tu? Non che parla tu, guarda, Allora ragazzi, io subito facciamo qua, no? Sì, non programma. Ah, così. Ah, no. Allora ragazzi, allora, accede la destra e continua, buono, tappa. La telefonata sta arrivando a Raffaele di questa cosa. Una volta che lui avrà staccato la chiamata, mi arriva a me la registrazione e quindi ci direttiamo insieme. Quindi non bisogna che aspettare. Quindi adesso sta al telefono, diciamo. È in corso, diciamo. Guardate, non so se riuscite a vedere, un attimo solo che metto cose che posso vedere perché sennò non riesco a vedere niente. Praticamente mi dice mi dice in corso, quindi questa è la cosa, dobbiamo solo aspettare che mi esce scritto chi fai WhatsApp per arrivare a me? ragazzi, dobbiamo solo aspettare. Per ora è in corso la chiamata, sperando che ci casca. Secondo me ci casca però, ok? Non so. No, perché secondo me lui risponde, ovviamente. Eccola qua. Secondo me subito ha staccato. Fatta... No, ma ha dato un kit e morto, secondo me ha staccato, Ascoltiamo. Se non ho messo la segreteria, aspetta. Shhh. Pronto? È pronto? Chi è?
Salve, la chiamo dall'assicurazione della sua macchina per ratificare una relazione di incidente stradale che ha inviato un'altra assicurazione e in cui è coinvolta la sua macchina. Mi può dedicare qualche minuto, per favore? No. Pronto? Pronto? Scusi? Non la sento bene, pronto? Sì, ora meglio, ora meglio. Guardi, le spiego, è una relazione di incidente per un colpo che la sua macchina... Aspetta, voglio se ne accorgo. No, non c'è finito. Dai, no. Ha intuito che era una cosa del genere, no? Mo faccio sentire una voce. Faccio sentire una voce. Non parlo. Pronto? È pronto? Chi è? Salve, la chiamo dall'assicurazione della sua macchina per ratificare una relazione di incidente stradale che ha inviato un'altra assicurazione e in cui è coinvolta la sua macchina. Mi può dedicare qualche minuto, per favore? No. No, potremmo. Pronto? Pronto? Scusi? Non la sento bene, pronto? No, Chiamo veramente dice da lo sto. comunque, mo chiamiamo Raffaele, dai, ci me la sto. Vediamo che dice Raffaele. Ci sei crede che non devo dire. No, purtroppo tu abiti in un posto dove c'è il traffico. Che? Purtroppo tu abiti in un posto dove c'è il traffico. Ah, perché sei in mezzo traffico? Comunque qua, ora metropolitani di Giuliano. Sto chiamando le fu occupate. Sto al telefono con Giovanni. Ah. Quando viene? Oh, sto fare la metropolitana, un tempo che ci la faccio la comune. Ah, ma ti ha chiamato un'assicurazione? Sì, ma lo scherzo che mi ha morto, infatti mi ha stato zitto tutto il tempo perché poi ci sono a casa, che scherzi mi hanno fatto, in l'assicurazione l'ho pagato tutto da chi, tipo come stesso in culo. Comunque saluta che siamo in diretta su YouTube. Saluta. Ma non lo scherzo, hai mangato. Però dice la verità, all'inizio quando hai detto pronto ci stiamo cascando, solo quando hai detto pronto. No, ma me ne perché lo scherzo che già mi hanno fatto, ci ho conosciuto la voce. Mannaggia, io gli ho chiesto ma proprio a pennare questa cosa perché tu sei incapata a cristiano e quindi... fammi nata volta. Come? Oh, Raffa, comunque ti aspetti, ci facciamo qualche pizza, qualcosa. Ciao. Come sta arrivando Raffaele, mo c'è un panino. Poi dove facciamo una diretta in pagina. E comunque ragazzi, niente, ci abbiamo provato a fare su scherzi, non me ne fa nata, perché a Luchetti, secondo me Luchetti ci può cascare. Luchetti è più baccano. Però vediamo un po', si muove fa. Casa ha scritto che mangia a cattà, si stanno in euro, muccato pure. Fammi comprare scherzi, perché ne tengo 0. 7 scherzi, 3,59 €. Pariamo, giù. Abbiamo 7 scherzi. No, come... sono 3 €, li tengo là in coppa. Se tu accedi con Facebook è nata cosa di uno scherzo allora, ragazzi, sto acquistando 7 scherzi telefonici da fare. E se sono nuove... Ciao. Desidero un sì, ogni volta. Pagamento uscire, è tutto a posto, tutto a posto, ok. Ho 7 scherzi, come vedete, mo faccio vedere, aspettate, e mo pariamoene poco, ci divertiamo. Allora, tengo 7 scherzi, non so se è uscita a breve buona. Ti rimangono 7 scherzi comunque. Sì, a te. Niente, vai giù. Prima poco che scherzo possiamo fare? E quali sono questi? Aspetta. No, ma sono sempre stessi. Sì. Allora, a Luca. Mi piace molto. Prima poco che dici che sto qua. Aspetta. No, oggi facciamo uno scherzo a Ceruzzo. Perché diamo il mio ragazzo no? L'acquisto online, perché io ho ordinato una cover online. Sì. Aspetta, vediamo che dice sto scherzo. Pronto? Sì, pronto? Salve, la chiamo da commerceg.com per confermare l'acquisto che ha appena fatto via internet. Via internet? Ma no, guardi che io non ho comprato nulla, Scusi?
Scusi, Pronto? la sento male, pronto? Mi sente bene ora? Guardi, la sento abbastanza male. Mi sente? Mi sente ora? No, non mi piace, ragazzi, perché Luchetta subito stacca. Che volgare. Qua c'è odore di marijuana. Stiamo sentendo un po' che scherzo fare. Pronto? Sì, pronto? Ecco, buongiorno, guardi, sono una sua vicina, mi ha dato il suo numero di telefono. Ma andate in vicini casa e parla così. Aspetta, la conosco. Il suo cane è un castigo di Dio, no. Cosa c'è nel parco? Il suo taxi, no. Mi sta allagando l'appartamento, no. Lei mi dove wifi? No, tu hai il wifi. Aspetta. Perché mi chiami? Ciao. Pronto? Ciao, ti chiamo perché ho ricevuto delle chiamate da questo numero. Chi sei? Credo che si sia sbagliato, io non ho chiamato nessuno. Non capisco allora. No. È Allora, troppo finito. la rimozione per i pagamenti insoliti sulla carta cellulare trovato. No. Scusa, che cazzo? Ci è piaciuto molto il tuo curriculum? No, la ragazza in palestra. Guarda che non faccio la palestra. Giustamente la palestra, oggi ci facevamo sto scherzo. Per quando vende la sua macchina, no, la relazione assicurazione no. Di operatore di telefono. Aspetta, il regalo della banca, l'infermiera, ci sono delle scuole, non si informa. Oggi che cazzo potremmo fare? La chiusura di social network no. Telefonata della TV no. Il piccolo incidente. No. Come la La diarrea no. La truffa di internet cos'è? Ciao, senti, sono la persona che ha comprato il cellulare su eBay. Il cellulare? No, guardi che ha sbagliato, sa? Amore, tu di chi? Fa che non la... Sono la cagna persona. No, aspetta. Hai visto non vedo. Faccio la chiusura dei social network. Luchetto Sì. pensi che... Ci proviamo. Non lo so, non mi convince, capito? Allora, cambiamo persona perché Luca subito stacca, capito? È un tipo di subito Allora, stacca. scrivete dei numeri... No. Voglio aggiornare un attimo la diretta perché a volte si impallano negli spettatori, quindi non mi dice proprio quanti ne siamo. Allora ragazzi, mo cambiamo persona. Vediamo di fare uno scherzo a qualcun altro. Allora, pensiamo un po'. Sara, tua mamma lo sa questo coso? No, assolutamente. Non lo conosce? Vai, con mamma parliamo. Ragazzi, ci divertiamo, Da ragazzi. dire che mia mamma ha il telefono rotto, quindi lei sente, ma quando parla non si sente molto bene, quindi si esaurisce urla già a prescindere. Allora, chiudi un po' la porta, Sara. Allora, ora faremo uno scherzo alla mamma di Sara. E vediamo che scherzo fare. Allora, Non c'è qualcosa per quanto riguarda tipo... l'Enel. No, L'acquisto online no. Allora, il suo cane è un castigo di Dio. no, fammi sentire. Pure può essere. Vediamo perché il cane di Sara urla Oh, sempre. Pronto? Sì, buongiorno. Senta, preferisco non dirle chi sono. La chiamavo perché il suo No, cane abbaia di buongiorno. continuo. Il mio? È davanti- No, dice buongiorno, non va bene. Lei mi ruba il wifi? No. No, Perché mi chiami? No. Non hai superato l'esame. La rimozione del veicolo? No. Pagamenti insoliti sulla carta? No. io non bene nero. Ci è piaciuto molto il tuo curriculum, la ragazza in palestra? No. Per quando vende la sua macchina? Pizza a domicilio, vediamo cos'è. Ciao, senti, sono l'addetto consegna e pizza a domicilio. Sì, sono qui sotto in atrio e non mi apre nessuno. Come? Da dove dice che chiama? Sì, senti, mi potresti confermare l'appartamento? Sto suonando. No. No, troppo italiano. Troppo italiano, andiamo a pizza di Eh. signora, Il regalo della banca. E non te una carta, mamma, Sara. L'infermiere Giordano. E che ne faccio? Poi vediamo cos'è. Pronto? Sì, pronto? Sì, scusi, la chiamo dalla clinica del centro. Sono Giordano, un infermiere. Beh, prima di tutto... Non è credibile. Allora, Ma la non c'è chiusura qua- dei social network? No. Grazie per esserti abbonato, vediamo cosa dice. Pronto? Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali selvatici per soli 20 euro al mese. 20 euro? Per cancellare l'iscrizione, Ma cos'è sta dica cosa? cancellare. Annulla! Tra tutti Che dici? Ci casca? È prof che Allora, proviamo a fare questo scherzo. Praticamente è una chiamata che dice nel momento in cui tu rispondi si attiva un abbonamento che adesso va per 20 euro un mese. Quindi vedremo poco come reagisce a questa cosa. Forse la TV, no? Allora, grazie per essere un attimo solo, grazie per esserti abbonato, vediamo un po'. Dove sta? Che è Fieric? Aspetta, grazie per esserti abbonato, dove sta?
Ci divertiamo, sicuramente. Allora, dimmi il numero. Allora ragazzi, per quelli che si sono connessi, ora in pratica stiamo per fare uno scherzo alla mia mamma, uno scherzo telefonico. Con l'applicazione L'applicazione? WhatsApp, una cosa del genere si chiama. quella là. Praticamente fa lo scherzo automaticamente da solo con delle voci registrate e vediamo un po' come va. Allora, se questo, sì, è questo, ok, a posto. Facciamoci questo scherzo e vediamo come va. Lo scherzo è in corso, vediamo. Lo scherzo è in corso. Vediamo come va questo scherzo. Dobbiamo solo aspettare che risponde e si registra questa chiamata. Poi dopo vediamo un po' a chi farli pure, ragazzi. Vediamo un po' a qualche altra persona. Perché Allora, poi abbiamo ragazzi, 7 scherzi, variamo. Dopo facciamo, Dopo facciamo una diretta in pagina proprio con gli scherzi telefonici. Prima o poi abbiamo che dire. Allora, ragazzi, la chiamata si è registrata già. Secondo me, a staccate. Ragazzi, buonasera, mi volevano Eccolo fare lo qua. scherzo a me. Eccolo qua. È È arrivato Raffaele Pazzo. Ragazzi, silenzio assoluto. Sentiamo lo scherzo della mamma di Sara. Silenzio. Sempre se è andato bene. Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali selvatici per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica Ha staccato. Ragazzi, un altro scherzo. Oh, Raffaele, qualcuno che ci può cascare. Che ci sono? Vieni a breve. Allora c'è perché chiami la mia ragazza? Fred del Nord alla luce, capito? La morte dell'eccesso di velocità, l'ordine perso, mi piace molto. Ti tagliamo la luce, l'acquisto online. Che volgare. Che volgare, la colonoscopia, il suo cane casino di Dio. A chi potremmo fare? Galeota è la chiamata della TV, già ci fa. Già ce l'abbiamo fatto, ciao, c'è tu Mannaggia. Non ho idea. Sara, come pensi che sia venuto il video? Per quando ragazzi dobbiamo trovare un'altra persona. A parte questo, A Luca non l'hanno fatta ancora. Proviamo a farlo a Luca oggi, però Luca non risponde. Ragazzi, non urlate, L'hanno fatto Luca, no, non risponde Luca. Pino non ci Usavo sto posto. Pino sa, sì, usavo. E poi giù stiamo pensando un po' a chi lo possiamo fare sto scherzo. Dice di che tuo fratello lo so, però mio fratello già conosce sto cose, capito? L'ha fatto pure installare. Facciamo così, lo facciamo a mia zia. Voglio un po' di silenzio. Lo facciamo a mia zia, però che scherzi ci posso fare? Allora, vediamo un po'. Non so se il cellulare provato no. Per quando no, una proposta. No, quando condividevo. E guardi, purtroppo non vede niente, il suo figlio è morto, no? Cioè, guarda che avevano inserito video dei saluti con video. La truffa di internet, che era la truffa di internet? Grazie per esserti abbonato, no? La riparazione del cellulare, no? Che posso fare oggi? Per quando vedo la sua mamma pizza a domicilio, ragazzi in palestra no, eh? Perché chiami la mia ragazza no? Vedi niente, oggi no. Lei mi ruba il wifi, però è troppo del nord sta voce. Facciamo il fatto della luce, no? Facciamo il fatto della luce, ti tagliamo la luce. Facciamo il fatto della luce, ecco qua. Ragazzi, un po' di silenzio, pochissimo, a parte che fa solo mi serve un numero però. Comunque questo numero. Lo devo prendere da WhatsApp web, un attimo solo ragazzi. Ma no, che il numero è razzi minuti. Stiamo facendo la diretta, stiamo in diretta. E diamo un numero, signore Calà.
Allora ragazzi, ora faremo questo scherzo a mia zia, vediamo un po' come va. Un po' di silenzio, vai giù. Promo che arriva. Non le può condividere? No, non l'ho condiviso. Allora, ciao Gianluca. ragazzi, lo scherzo è in corso, stiamo solo aspettando che riceva la chiamata e tutto. Abbiamo fatto lo scherzo del ti tagliamo la luce, vediamo come va. Secondo me però se ne accorge, se ne accorge. Aspetta subito mio fratello, perché fratello ce l'ha fatta a Monduni si scherzo. Ma lo fuori, che cosa? Non lo fa? Angelio, una cosa teatrale con Francesco Albanese. Allora, la chiamata è ancora in corso, secondo me va bene. Ti ho proposto di trovare un ragazzo e se si può muovere tu. Io ti ho proposto che già tempo fa me lo disse. Ragazzi, per chi si è collegato adesso, stiamo facendo dei scherzi telefonici con l'applicazione WhatsApp, WhatsApp, e ha degli scherzi preimpostati, cioè già con le voci registrate, tipo la corrente, mi va da corrente, ti arrivi, cioè assai, oppure la banca. Ma abbiamo fatto lo scherzo a mia zia che hanno staccato la luce, cioè gli staccheranno la luce. E lo scherzo è in corso, quindi vuol dire che se in chiamata sta parlando con mia zia sta parlando con una voce registrata praticamente. Puoi chiudere questa porta che come dice? È ancora in corso, secondo me ci divertiamo qua, Enzo, oggi sta ancora in chiamata, salutando Antonio, buonasera. cioè zitto mi si sta proprio appiccicando con questo, vai giù. Chicco, mi saluti Tiana. C'è cascato secondo me mia zia, sta ancora in chiamata. Comunque la miseria segreteria telefonica, Camboni. Sta miseria segreteria telefonica che tanto. Dice a Chicco che lo stesso giorno. Vediamo un po' come Guarda il cavo, dai, fumate. Ah? Fumatela. oggi sta ancora in chiamata. Oggi giurita per quello, fa fare come la diretta. Oh, aggiornano. Guarda, una misa segreteria. No, non credo. Mamma, sto fare la diretta più. Ancora forse perché non risponde. Sta ancora in chiamata. Continua che c'è la Poi risponde sempre. Quindi... qua. Lo tenga qua. Guarda, te li presi su continua. Usare con lei. Come lì, se non esce dall'applicazione, metti una roba. no, sto aggiornando. No, esce un'altra volta. Esco proprio. Esce e metti un'altra volta. Chiudi poco. Poi quando vengo quando facciamo la cosa. Ma non sa niente scasso ti scesi. Che non ho fatto, no? Oggi sta ancora in corsa a chiamate, non so quando... C'è anche una misu... Non è la festa, questo ti faccio il video, è facile che ti contatta lui direttamente per le magliette e cose. E ci sì, quando faccio i video bucando di là, faccio più visualizzazione. Ci ci rimane a tutto, ma finiamo anche i primi. Ti dai, io faccio due delle regala, due te le regala. Raga, stiamo un attimo in diretta. Però le altre... Oggi sta ancora in corsa, ancora non va niente. Secondo me non risponde. No, non so, ci sarà la misa... Ah, può fare la descrizione? Lo so, però a chi ci facciamo? Io non so se la misa segreteria, però a me no. A Luguette, però stavamo a Luguette iscritto. No, Luguette non risponde, secondo me. Secondo me c'è ma fa... Chi ce l'ha ma fa? C'è l'uno bruciato.
Chiccano, Cerrone, no? Cerrone lo so. Cerrone, vediamo un po' Cerrone, ragazzi, Fabrizio Cerrone. Cerrone c'è il casco. No, Ah, ci proviamo. non volessi stai scritto, da gente mi fa... A Cerrone, voglio, tu non sai c'era a Cerrone. Proviamo, però vediamo che scherzi ci potremmo fare. Allora, proviamo a fare i social network, vai giù, i social network. La chiusura dei social network. Scusa, nel frattempo mi organizzo. No, Panino, aiuto, questo ci hanno fatto a giro. Pizzo panino. Panino, aiuto. Panino dove? non vai, Perché macchinetto, no? non è che ti... No, ma però come una frittata, ho detto, come faccio a mangiare molto? Allora, io non mi Cerrone. No. Sì. Un attimo solo, poi facciamo sto scherzo a Cerrone, vediamo come va. Provo a mangiare addosso. Ma se no mi ordina pure la pizza. Se no come fai il piadino, fai il piadino con quella cosa. Visto? Come? No, lo pensi... Oh no. Cazzo, che più... Ah, cosa mai dire? Un attimo solo. Mo proviamo a Cerrone. Ho fatto la bolletta a Cerrone. No, vai giù, vuoi fare una cosa dei social network, perché sei sei pronto? Vai, adesso me lo puoi dire, vai. Io non ce l'ho, no? E adesso me lo puoi dire. 8-2. 0-2-0. Ok. Sara, scusa, ma non te l'ho tirato? Se te l'ha tirato? Ok, abbiamo inviato anche lo scherzo a Cerrone, ragazzi. Oh, mia zia, vai giù, mia zia. Mia zia, un attimo solo, non parlate. Massimo silenzio. Sentiamo sto scherzo fatto a mia zia. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sì, salve, guardi, la chiamo dalla sua compagnia elettrica perché gli ultimi 2 addebiti in conto della bolletta della luce non sono andati a buon fine, quindi ci risultano non pagati. Avrebbe un minuto, per favore? A quest'ora. Allora, le dico, l'addebito sul conto della bolletta della luce non è andato a buon fine per ben 2 volte. In questi casi chiamiamo il cliente per sapere se che problema c'è. Nel suo caso potrebbe essere un problema puntuale o è che ha deciso di non pagare la luce? Sì, il prossimo variare da me. L'avviso subito che ha 10 giorni per effettuare il pagamento o le tagliamo la luce. Ha capito? Quanto sarebbe il pagamento? È che lei capisce, le cose vanno pagate. Se vuole quanto è la somma? La somma che devo pagare quanto sarebbe? Ah, una cosa, nel caso in cui ci fosse stato qualche errore, le bollette che abbiamo addebitato sono a nome di Annunziata Ferretti. È lei, vero? O è qualche suo parente? No. È finita, staccate proprio. No, ma sembra un gioco Ferretti, ci chiede. Però c'è cascata, c'è cascata. Fammi la mia, facciamo finta che c'è. Allora ragazzi, lo scherzo a Cerrone è in corso. Lo scherzo è in corso a Cerrone, vediamo se ci casca. Difficilmente, però vediamo. Vabbè, come fanno? Che fanno? Spagna, mi scherzo. Può cominciare a ordinare. Perciò sto facendo come vuoi. Lo fai, come facciamo sempre, insalata, patatine, provola. Ecco, colore hamburger, va. Hamburger, patatine, provola, insalata. Faccio l'ordinazione, no? Scrivilo un po'. sì. Ma vai, l'estratto unico. Allora, ora vi faccio sentire il mio panino. Aspetta, cardine. Ti piace? Allora, come il mio, allora pure io mi faccio panino, non mi piace piadino. Vai, amo, tu mangi panini. Due. Fondi panini. Allora ragazzi, Cerrone ancora in corso la chiamata, o non risponde, allora, non lo so. Io mi faccio kebab. Nel frattempo sottiletta, funghi. Ma l'hai pagata su WhatsApp? Su WhatsApp si scarica gratis, cioè in modo gratuito, vai giù. Solo che vi regalo uno scherzo solo. Se volete altri scherzi dovete pagare. Io ho pagato 4 euro, ma erano 7 scherzi. E quindi per pagare un po', vai giù, l'ho fatto. Allora, facciamo uno scherzo. Ma no, che vediamo fu scherzo. Dave! Qualcuno del web, però, qualcuno del web.
Ma non lo so proprio. Sorteggia biglietti in radio. Ma voi che sì, sì, mi piace, no? Sì, no, No. ho fatto hamburger. Sì, se entri con Facebook dice Black Shark ti dà degli scherzi gratis, però sono pochi sempre, voglio capire. La Coca-Cola, ma vediamo. Ma tu che sto ordine sempre? Ma da chi sto passa? Ma tu pigli i panini e io mi piglio. Vai. Pigli con. Allora, ragazzi, sto pensando a chi ci posso, poi che ne poca rubrica, perché ne poca a chi ci posso fare su scherzi nel frattempo che Cerrone risponde. Agostino. Mia amica Agostino, vai giù. Non ci credo. No. Oppure faceva prega su una mura di cocco femmine, ma che ci va a telefono. Vai in diretta, lì. Petto di pollo, sottiletta e patatine. Ragazzi, sto pensando, mamma mia, poco. Sto venendo, ma voglio però. Sottiletta, petto di pollo, sottiletta. Patatine. Camina, chiama qualcuno, non appiccicato lei. E a chi? Poco pesce. Pietro. Camina, vediamo il tuo numero. Chi è Pietro? Io il numero Ma che alzava il programma? E la teneva, ma che le fa schifo, ma c'è catenato meglio. Come si chiama? Aspetta, non No, nominare. no, bravo. Non nominare. Un attimo solo, voglio che stiamo mangiando un attimo perché dobbiamo fare. E questo è? I vostri panini Sicuro che è questo? Ma chi se se ne ne dog out c'ho già? No, pizzeria Raffaele. Ma ne hai visto? ogni domani Chi sei dog out? E così si chiama. Sì, Sì, guarda, No, oggi si chiama guarda out. qua. Oggi fuori la calle insegni da scivolare. Proprio lui. Carmine, lo abbiamo pure io, lui. E chi se lo fa? Ma la Giuseppe quando E più numero 081, ho visto il numero della pizzeria di Canine, cavolo, di 18 51 08 60. Chiama a Pietro. Sara, puoi chiamare di là se non si capisce niente. Chiama Aspetta, vediamo un attimo se lo scherzo al cellulare è andato bene, ragazzi. Oh, di pure io scherzo c'è lui. Non risposta, non dopo io riuscita. sembro schizzo perché non tua zia c'è cascata, stava al telefono. Sì, mia zia è un po', sì, poi dopo a tutti Maria, Vai, chiama a Pietro, un biglino. No, Pronto, buonasera, è possibile una consegna a casa? Allora, vediamo un po' qualche no. Ok. E tu prova da fuori, manino. Non ci credo. Ma fa uno scherzante di mina. Allora, 2 panini con hamburger, Ah, vedi tu, io. insalata, Maschio Fino, femmina. mangi, va là, patatine. patatine, Sei il numero 1. provola Devi mangiare. e maionese. Sì, ragazzi, maionese abbondante. Allora, Sì, io. 2. Ci vogliamo chiamare un maschio piscione e una femmina. Poi un altro Un maschio. con kebab, Kebab. sottilette, Kebab, no kebab. sottilette, funghi, Kebab. patatine e maionese. Kebab. E un altro ancora. Però Sara, da città là, no? Stiamo a fare diretta. Ragazzi, vedete quando Pezzo di pollo, sottilette e patatine. Stiamo parlando di microfono. Ma andavi un attimo nel corridoio. la no? grande. E poi una pezza. Poi ci cai io e mangazzo, questa è la Carolina la stupida. Sì. Aspetta, Raffaele, l'ultima la maionese? No, solo sottiletta, patate e pollo. Federico D'Agostino. Allora, invece che devo... Arrivato a noi, Federico D'Agostino. Vai. Faccio 4 Facciamo. Allora, vai. Non posso dire perché sennò... No, Sì. Ecco, Ah, ci chiama io. allora La Camine. celletta. via di qua. La via di qua, Vico Praigiuli, Fra Giuli. Numero 10. numero 9. 9. Allora, mi fanno parlare, mi sono usato. Ma poi stiamo scendendo. Ma ho detto no. Io pongo a metà, vieni a casa mia in diretta. Caso mai, prima la diretta, vieni a casa mia. Via Fra Giuli, numero 9. Allora, questo è il numero. Dici un numero, dai. Dici un numero, dai, Comunque a Via Cumana, Sara, a Via C'è una Cumana. ragazza di Via Cumana. Voglio ti salutare sto che in casa, voglio praticamente, perché stiamo in diretta e si chiede se ne va, no? Era la sorraggio. Ma non è uscito il numero.
Macelletta, Ah, macelletta. mannaggia. Vede, non è venuto. Chiaro chiaro. Non posso dire nulla. Tic, tic, tac. Scusa. Già salisci, Fatima, Ah, Fatima, vai giù. Aspettate, voglio vedere un attimo una cosa, ragazzi, 2 secondi. vai giù, con le grumi fatica. Sì, Vai. Vai, c'è, vai. un attimo solo. Vai. Sì, però sai, ti ho detto vai di là, no? Allora io vado alla casa. Non è corridoio un attimo a parlare, perché siamo in Io diretta. non so la tua casa. Non sa la casa mia, il corridoio, esci dalla porta, c'è il corridoio, sai? Bruzza, strano. Ma come già fai? Ah, io dico dove i cammini mi piace. Vai, sto chiamando. Un attimo di silenzio, ragazzi, uno scherzo dal suo collega di lavoro. Tengo più stacca automatica là. Ma che cazzo, no, vai giù. Ma cazzo ci faccio rimasta Giuseppe? Mi fate i video, mo? Ok, numero 2. Tanti altri più dico carino. Bravo, sì. Fammi dare foto. Piglio. Che ne siamo diventati? Vai giù, mo farò uno scherzo a un suo collega di lavoro, Molta attenzione. Che contiene? Allora, che ragazzi, c'è un codice che non è cognome, il codice fiscale. Sono diventato in blu. Che scherzi ci fai? Non lo so, tipo che ha fatto il cretino qualche ragazzo. È un tipo. Ah, quindi perché mi hai fatto scherzare? No, non l'ho fatto scherzare. Io non te l'ho fatto a te, Sara. Pronto? Te l'hai fatto tua mamma, secondo me. Ok ragazzi, ci siamo. La puttana di mamma. Ma com'è possibile? Oggi non agarriamo un numero. Oh, frate. No. Oh, frate. Mannaggia, È scherzo. Lo so già, lo stiamo facendo noi, comunque fa a me. Oh, frate. Ma io faccio come lo rimane. Oggi ma stavamo ancora in diretta, tanto per sapere, o no? Che non so capire, sì, mi pare di sì, Però non vedi più la diretta. Ah, ecco, siamo ancora qua. Ma io faccio come lo rimane. Allora, aiuto. Parlerò un po' cafone perché questi ragazzi sono di un paese vicino a Nola. Con un amico. Pronto, ma chi è? Franceschieri? Franceschieri, ma tu fai un po' la persona seria. Io fanno un po' la persona seria. Io mi ho fatto un numero tuo a certi amici, io non posso fare un nome, però voglio, e tu fai questa guida gente, no, non hai fatto male a nessuno, a finire che ti fanno male a te, capi? Io non voglio... No, e allora, quando tu fai scemo i guaglioni, io voglio pure capire, tu sei da cazzo, però stai accorto con chi fai scemo. Una guaglione, che ne sai tu quando è l'ora fai scemo, fammi capire. Ma sono cose che sai capire stesso tu. Tu ultimamente con chi hai fatto scemo? Fammi capire un po'. Scusa, se ti sto telefonando, che significa? Che hai fatto scemo con uno che conosco? Con una maglione che fatica andare al supermercato, che puoi sapere più? Al supermercato, fatica andare al supermercato a fare cassiere. A me mi risulta perché mi è venuto all'orecchio e io giustamente sono una persona che se voglio io arrivo da dove voglio io, mi sono fatto il numero due e sinceramente io non sono tipo che fa tarantelle, te sto avvisando, non mi piace nei casini, perché io sono stato pure i coglioni e capisco certe cose si fanno perché uno è scherzato da fa, però io adesso dice... Io in questo momento non sto solo lì, io ti sto solo avvisando, non posso fare nomi. Io ti sto dicendo, se tu ultimamente hai fatto un cretino con questa guaglione in acqua al supermercato, pensa un po' che cose che hai fatto ultimamente e dire stesso tu chi è. Io non posso parlare più di tanto, però io ti sto avvisando, non sto facendo nessuno casino, attenzione, non ti impressionare. Io ti sto chiamando perché magari a qualcuno ci ha dato fastidio questa cosa che tu no importunata guaglione, però comunque sai,
secondo me sta guaglione non dà manco dite che fidanzati, capi? Voglio problemi. No, ma io sono stato... Ma allora, voglio... Tu ti chiami Francesco, eh? Francesco, sai cos'è? Allora, il guaglione ci piace prima a loro e avere i complimenti, si fa dire cose di guaglione, però poi giustamente non dici tutte le cose come stanno, capi? Ma tu sei no, lei sei Saviano. No, io tengo pure i parenti miei, io sono di San Giuseppe, però il problema non è chi se io sto chiamando a nome, ti sto chiamando a nome in amiche, capi? La cosa non è amica, sta guaglione fa amore con un guaglione di San Giuseppe. Hai capito qual è il problema? No, io magari lo saccio pure che forse quella non della Rit che era fidanzata, però hai capito, sto dicendo a te per evitare prossimi casini, perché mo te la Rit calma, perché la capite, il stile guaglione secondo me non lo so nemmeno, però a finire capo la prossima volta, cioè capite, tu a fare un casino, hai capito, a finire capo ti a mettere per me e ti a buffi mazzato. Vabbè, poi rimane mattino, andiamo a faticare per un caffè su Raffaele, Francesco. Fammi un campano. Ci fatto pure la parte del cafone, visto? Perché tu stai zitto, stiamo in diretta non per YouTube, perché tu veramente fai questi fatti di supermercato, io sto troppo buono, pur nudo. Sì, siamo in diretta. Perciò non fare nome e cognomi. Ui, sta a posto. È scassato, ci si caro proprio bello. Ma arrostai? E il tuo re è preso. No. Oh, ma a che ora le ha pigliato? A che ora tiene appuntamento? Il 10, tiene appuntamento il 10. 10 e un quarto piglio un culo, ci devi rimane, Poi ti vanno video in WhatsApp, ciao. Questi si fanno i scherzi, non si cose che tu ti scarichi, Ma puoi scherzare con qualcuno? già lo posto, già lo fa manziere. Scherzare con qualcuno, E chi c'è una fa? non mica lo diciamo, fa? Non metti qualche effetto, mentre la brucia. Non scherzare, Dice, funziona l'acqua, stai morendo, come fai? Però la madama con numero perché è poco credibile, si chiama con numero che numeri qualcuno, però sono non minuto. Sì, tengi minuto. Però c'è ma poi YouTube. Ma YouTube che mi stanno facendo scherzi. Pronto, la chiamo dall'acquedotto, stiamo controllando l'acqua se funziona. Ma che stai peggio su fatti? Nico ci ha fatto un scherzo a Francesco Manzo, mo domanda, però non è tutto quanto, mo domanda non fa WhatsApp. Io muovo me ne voglio fare qualche scherzo, non variano. Si chiama una caleota. Andremo cazzata. Ragazzi, vedetevi la parodia, Vediamo se tengi minuti, ok. Sì, allora facciamoci. Ma come si chiama caleota? Com'è? Aspetta, mo' mi hanno dato... non devi più 100 minuti. No, diretti papà YouTube stiamo facendo. Quando ti no? Tengo 400 minuti, 4, 5. Poi tu stiamo vedendo morti, vediamo che scherzo. No, scherza c'è lui. No, Cerone non ci caro, voglio. Scherza. Cerone è troppo, scusate lo termine, è troppo figlio di puttana. Scherza. Faccio l'appino, aiutano, non mi tutto quanto. La frate mi se ne accorge.
I nomi, un fratello mi dà, ci sa che ci fanno scherzi. Yeah. 1000 luni. Bambini. Oggi non lo so. A vicinanza. A vicinanza. Giuseppe, inizia a scaricare il file audio, poi dettagli, nomi, cose alla fine, quando stai finendo il video. Non lo so, voglio... Sì, io mi fido totalmente di te, non lo voglio nemmeno vedere come sta venendo, mi fai vedere direttamente il prodotto finito. Poi in eventuale caso tu non cambiare il progetto, che si sa da cagnare qualcosa proprio che sa da cagnare o cagnare. A Salvatore lì che mi mancherà. Che cudere non me ne so, c'è il suo danno me No, non si sa ne proprio. va. No, usaccia di chi? Meglio a me. Scusa, fai la voce di capire. Non sta bello che Caruso. Pare che ha fatto 18 anni. Allora, voglio, facciamo uno scherzo a un nostro amico di vecchia data proprio, che non usciamo mai parecchio tempo. Bene, dai. Vediamo come va a finire, tieni il numero. Che commetto di camera. No, con numero chiamo, come ne fu? Con numero, bravo. Che scherzo si fa? Siamo lo stesso, però è fidanzato, Salvatore. Vabbè. Quindi ci fa qualche scherzo inerente a sta cosa. Ci sta numero da tu. Perché tiro il numero? Voi potete questo, non lo devo. Non aspetta, una volta quando faccio la di utero, faccio la di Ma fallo anonimo per dire come gli si risponde con l'anonimo. non so se... Vedi con l'anonimo si va. Ragazzi, che scherzo fa? Che la Vaglione è fidanzata già parecchio, era stata attento sull'ex la Vaglione. Sara. Stai con me. Pronto? Chi è Salvatore? Pronto? Perché ha staccato? Suavissimo. Andate riconosciuto sicuramente. No, no. Non sto a cava. No. Per un attimo, fai qualcosa perché... La voce mi si riconosce. Parla a Grazie. capo. Io sono cafuno proprio. Metti da giocare, sono due non giocare. L'audio com'è? No. Ma chi se non risponde al telefono mi fa nervosia a me, io. Non rispondo. A finire, poi c'è fa miseria, può farmi Ma pizzeria era uno scherzo. ho scherzato la pizzeria, hanno faticato. Ho scherzato la pizzeria. Di tutta la pizza. 8 metri. Ho scherzato di volante. No, dico no. Allora, Io facciamo scherzare a dire, ma io è andata a bomba Roma su, a Don Nicolò, beh. Sì, vedi sta bomba, salutiamo il nostro amico Diego. Sì, anche se lì. no, io no. Ma secondo me ci chiamo subito, però Come mi chiamo? ci chiamo andare lì. Tutti per interessati agli scherzi, salutami, bravi ragazzi. Oggi stiamo pensando, ma chi cacchio a chiamare? Perché non mi siete Ma motivati? prova a chiamarci a Runa, proviamoci, scusa. Quale numero? Sono numeri tuoi. Ma io interessato a me fu viaggio, io. E metti l'anonimo. A Roma. Sono interessato a me a A viaggi Roma. tutti. Allora c'era uno organizzato un viaggio. E tu non so, vai, se mi diceva. A Roma in vacanza. Non c'è un numero di manat, la fermazza. Tu dici malatissima. Ma io ho pensato di avvarcato un Pronto, chi è Fabrizio? Fabrizio, senti, mi ha dato il numero di telefono tuo, che Caruso? No, in pratica io devo fare una cosa, devo fare una vacanza. E so che Caruso mi ha detto che tu stai organizzando un viaggio tutti i ragazzi. Io però sono di San Giuseppe Vesuviano. Io ti dico la verità, Fabrizio, io ti chiamo. Senti, Fabrizio, in pratica mi sono lasciato con la ragazza e sono rimasto appeso. Io mo volevo sapere qualche informazione. Poi ti chiamo col numero dopo, perché io mo pensavo che Caruso, quello è mezzo scemo, capito? Pensavo che mi stava a fare scherzi. Iscriviti e poi parliamo qua. E posso guidare con te
Se non ti... No, io non ti voglio rubare tempo. Tu come ti chiamo? Passa pagina. No, io non ti conosco proprio. Io mi ero viaggio e so che Caruso mi ha dato i numeri di telefono tuo. Allora, io mi devo fare il viaggio e so che Caruso, che io lo conosco tramite un amico, mi ha dato i numeri di telefono tuo. Ma su Facebook? Lo faccio dall'amico mio perché io Facebook non lo uso, capito? Però io mi chiamo Antonio, però vedi, mo ti scrivo da un profilo, mio cugino si chiama Marco Rossi, va buono? No, perché non ti voglio rubare tempo, capito? Fa prima quando si va su viaggio. Ma se Fabio, però ci stanno i femmini, poi mi ha già lasciati, capito? Già... ha già capito, sta facendo pure tu lo sporco di guaglioni. Vabbè, Fabio, ha già capito, già sono tipo brillanti. Vabbè, ti scrivo con Marco Rossi, capito? Vabbè, sono Raffaello Pazzo. Stavolta ci fatto. Quando faccio un capone faccio un buono. Wow, non fare la chicca. E pensa che ci hanno avuto a mettere un rito in culo a che cavallo se non lo fare. Vedi, lascia le due cose, sta facendo la diretta. Non male, non mi chiama qualcuno altro. Ma perché io faccio che ho tutto il gruppo che parla di fronte a parlare, cioè si dice stack. Tu continui a parlare. Se parlo tu, amico. Ma poi fammi di lasciare le cose, si faccia una diretta in coppa YouTube, Ci fate pure pubblicità, ragazzi, dovete fare un viaggio, Fabrizio Cellone, stavo pensando una cosa. Ma poi, vabbè. Ciao. Voglio comunque perché cazzo. Ma quali sono un scherzo, fa. Fabrizio Cellone che cazzo. Vai tu. Non gamba. No, ma da chi? No, vai. Sì. No, ok, va. Mi sento una cosa, tu. E cacciatore come fa? Ehi, dove amore? E ma quando prende Di tutto un cazzo di te volante. Aspetta, si accavalla. Nicola Gorilla. Oggi mi sa un mi dà molto per latino, ma lasciami se... Come sarà Chi è Nicola Gorilla? Nicola Gorilla? Sei amare? Sì, sono attimo te. Pronto? Aspetta un attimo, sta Raffaele Under, c'è un programma. Aspetta, passami. Dico anche un buchino di gramma, dico mannaggia buchi. Dico completo, si era io piace Se non mettiamo soldi nel si faccia la diretta, ma poi YouTube. come Dico cercare bella roba. Ma che scrivo che non è curare grampo? Perché la cosa bella che la fiora, non la voglio. Causa di me, la flash che ci scambi. Ma per piacere. Comunque ragazzi, ma chi ne vuoi in tuo video? Ma se vera la parte che dici la prossima volta un po' filmazzata. Allora ragazzi, io vi voglio salutare perché saprò troppo a essere diretti, già faccio giù. Ora arrivano le paline, mangiamo. Casomai facciamo una diretta su Facebook dopo. Nella pagina. Nella pagina. Di Carolina. Quindi ci sentiamo alla prossima. Sì, Alla ragazzi, prossima. adesso ci vediamo dopo in pagina. Fate i bravi, vi mando un grosso bacione. Ragazzi, vedetevi la parodia e condividetela perché ancora la devo. Condividete la parodia che ho fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Video. Ciao!